Cari telespettatori di Verde a Nord-Est, oggi siamo saliti quassù sull'altopiano dei Sette Comuni ad Asiago perché ETRA presenta un momento importante della sua gestione, il bilancio di sostenibilità. Ne parliamo con la Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Manuela Lanzarin. Allora, Presidente, intanto di che cosa si tratta? Che cos'è il bilancio di sostenibilità? Ma è uno strumento nuovo, noi siamo alla nostra prima esperienza, quindi uno strumento fortemente evoluto che ci serve un attimo per monitorare, diciamo così, fotografare i risultati che ETRA ha raggiunto nel corso di questi anni di attività nei campi principali di ETRA, che ricordiamo sono il servizio idrico e il settore ambientale, ma da questo anche bilancio poi partire con quelle che sono una programmazione nuova, delle sfide nuove, tenendo chiaramente molto importante tutto il settore ambientale, quindi la sostenibilità ambientale, che sappiamo non è solo sostenibilità ambientale ma anche sostenibilità economica ma soprattutto sociale. Ecco, non è, lo ricordiamo, un obbligo di legge il bilancio di sostenibilità. Perché ETRA ha voluto comunque aderire a questa iniziativa? Non è un obbligo di legge, è una facoltà che le società, le multi-utility hanno. ETRA ha voluto aderire perché ritiene che sia uno strumento importante per far conoscere intanto l'attività di ETRA non solo ai soci ma a tutti gli utenti, quindi ai cittadini, quindi far conoscere i risultati che sono stati raggiunti nei propri settori di competenza, ma anche per dare effettivamente uno forte slancio a tutte quelle che sono quelle iniziative ambientali di sviluppo sostenibile, di tutela del territorio, di tutela delle risorse e quindi effettivamente partire con quelle che sono le strategie in questi settori. Con Stefano Svegliado, Presidente del Consiglio di Gestione di ETRA, affrontiamo invece un argomento più importante. Bacino Brenta, ad Asiago, Bassano, Alta Padovana. Oggi la presentazione del bilancio di sostenibilità. Quali sono le sfide che aspettano ETRA per il prossimo futuro? Sono delle sfide molto grosse proprio perché sono legate a un territorio che ha una grande sensibilità. La sensibilità è legata al fatto di vivere su uno dei più grossi bacini imbriferi d'Europa, quindi con la necessità e l'attenzione alla tutela delle acque che parte proprio dall'altopiano di Asiago, dove le acque tramite il fenomeno carsico di questi territori permeano immediatamente a valle. Valle dove noi andiamo ad attingere le fonti di abbeveramento. Di conseguenza un'attenzione a 360 gradi che parte dalla montagna e arriva fino alla pianura e fin quasi al mare. Di conseguenza questo è un primo tema, invitare i nostri cittadini nel rispettare la qualità dell'acqua, nel tutelarla, nello andare ad inquinare l'ambiente, perché tutto quello che noi buttiamo per terra poi in qualche modo può ritornare sotto forma di sostanze nocive nell'acqua. Secondo tema è quello di migliorare la qualità della raccolta differenziata. Abbiamo già dei livelli di eccellenza, il 63% è una delle più alte percentuali d'Italia. Sappiamo bene che quando già uno raggiunge quasi l'ottimo, superare questo livello diventa difficile, però noi siamo convinti che l'attenzione, la serietà e soprattutto il percorso educazionale che nel corso degli anni gli abitanti e gli utenti, nonché soci di ETRA, hanno fatto, possa permetterci di superare anche questo dato del 63%. E poi soprattutto per quel che riguarda la società nei confronti dei nostri utenti e dei nostri soci, assicurare loro che tutto quello che ci danno in termini di contributi e di risorse, quindi i pagamenti che fanno dei servizi, siano commisurati con una reale qualità del servizio. Allora Presidente, un altro appunto importante che possiamo fare di questa giornata nel vedere i dati presentati con questo bilancio sostenibile è che i fortunati utenti di ETRA pagano delle tariffe che mediamente rispetto alla media italiana sono molto inferiori. Ecco, questo è dovuto indubbiamente alla vostra efficienza, ma anche a cos'altro? È dovuto in buona parte alla nostra efficienza, in grandissima parte alla sensibilità e al sostegno che le amministrazioni comunali, i nostri soci, hanno sempre dato nella società, credendo in essa e dandoci la possibilità di operare secondo i nostri criteri e le nostre linee d'azione, ma ancora di più grazie all'aiuto dei cittadini. La raccolta differenziata, l'attenzione, il non sporcare esageratamente in giro per il territorio permette il contenimento dei costi. Quindi alla fine torniamo sempre a quello che è il nostro interlocutore privilegiato e preferenziale, i cittadini.
gli utenti, i soci di Etra. Se loro sono bravi la società va bene, se loro non sono bravi ci sono dei problemi. Ecco, diciamo che un altro poi, e chiudiamo veramente questa nostra chiacchierata, un altro momento importante è quello della comunicazione, far sapere correttamente, e questo insomma è un compito anche nostro, ai cittadini che cosa fa Etra. Certo, una buona campagna di comunicazione, quindi tenere aggiornati in tempo reale su quelle che sono le nostre iniziative e su come i loro soldi vengono spesi, ma ancora più un grosso progetto che Etra da anni sta portando avanti nei confronti delle scuole. Siamo assolutamente convinti e consci che proprio nell'educazione dei bambini più piccoli, quindi nell'età infantile scolastica, possono nascere dei buoni cittadini per il domani. Imparando da piccoli, domani sicuramente da adulti non avranno problemi nell'applicare le migliori pratiche ambientali. Noi ringraziamo il Presidente del Consiglio di Gestione di Etra, il Dottor Stefano Svegliado, gli auguriamo buon lavoro e saremo sicuramente presenti con le nostre telecamere alle iniziative future. Grazie Presidente. Grazie a lei e a voi. Voi rimanete con noi, cari amici di Verde Nord-Est, perché la trasmissione continua.